Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Allora io vado. E sono le parole di Acerbi. Ho letto oggi, ha detto che ha guardato gli altri in difesa, ha detto io vado. C'è Simone il bene amato in cabina di regia tecnica e quindi potete immaginare bene amato per un grande motivo, e poi aggiungo anche che dopo un'emozione come quella di martedì chiaramente c'è uno stato di grazia come potete immaginare, tra noi tifosi della bene amata, come disse Gianni Brera. Invece però questo è Radio Libertà, questo è Che giorno è, quindi siete simultanei con noi quando sono già scoccate le 12:44 e io inizio anticipandovi le interviste del oltre la pagina dopo le 13:35. Un argomento serio, molto importante, che affronteremo con Mirko Molteni, perché lo sapete, domani iniziano sulla Piazza Rossa le manifestazioni per la parata celebrativa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale a Mosca. Sono stati invitati leader del mondo, tra questi c'è anche Xi Jinping, il che diventa significativo. Zelensky nei giorni scorsi aveva detto non posso escludere che avvengano incidenti. Mosca, per tutta risposta, ha lanciato un attacco di droni, Kiev ha lanciato un contrattacco e in un'intervista, presumo una testata locale, Vladimir Putin ha detto no, non serve, facevano riferimento all'effetto deterrente delle armi nucleari. No, non serve arrivare a tanto, ha detto Putin, però diciamo che non l'ha esclusa, ha detto di no, però non l'ha esclusa. Insomma, dopo poi quello che abbiamo visto anche il Pakistan ieri, c'è una situazione, mi sembra, di un pianeta piuttosto in subbuglio, piuttosto in difficoltà. Tra l'altro Medvedev, che è il ministro della sicurezza, il vice capo della sicurezza nazionale russo, ha detto che se Kiev provoca problemi alla parata del 9 maggio non arrivano al 10 maggio. E allora, insomma, sono situazioni diciamo molto delicate. Tra l'altro ci sono state le esercitazioni, le prove per questa parata e insomma non è un caso che l'esercito russo abbia fatto sfilare i colossali autocarri rampa mobile a 16 ruote che trasportano e lanciano i missili nucleari intercontinentali YARS, missili nucleari intercontinentali. Ne abbiamo parlato proprio sempre con l'ospite che avremo, Mirko Molteni, che è un saggista di storia aeronautica e militare e lo leggiamo spesso sul Libero. Avevamo parlato di questi missili, sono stati progettati in modo da oltrepassare ogni rete di sicurezza, ogni rete di controllo, quindi
e possono trasportare delle testate davvero testate nucleari molto importanti. Quindi è un'esibizione muscolare, un'esibizione di forza, quella che come ormai da quando esiste Putin, come fa la Russia da quando esiste Putin, è un'esibizione di forza non precisamente tranquillizzante. Pensate che Stalin aveva voluto aveva di smettere, la faceva celebrare una volta ogni 5 anni, mi sembra, questa festa per la vittoria nella seconda guerra mondiale, e poi fu ripristinata, addirittura Stalin l'aveva abolita, poi Khrushchev l'aveva ripristinata una volta ogni 5 anni e Brezhnev negli anni 70 una volta ogni anno. E quello che doveva essere la celebrazione comunque del sovietismo, con Putin ovviamente è diventata la celebrazione della madre Russia, no? Quindi dell'identità russa. E non so quale dei due, diciamo, moventi, chiamiamoli così, siano più preoccupanti o pericolosi. Comunque parleremo proprio con Mirko Molteni di questa situazione. Poi invece parliamo di un argomento sicuramente divertente, cioè insomma ogni tanto anche stacchiamo restando in cose serie, perché il fumetto è una cosa seria. E Zagor, la creatura creata da Guido Nolita alias Sergio Bonelli, è credo la terza testata fumettistica più antica d'Italia, Tex, poi credo Diabolic e quindi Zagor, ancora in edicola, ancora pubblicata, Lo spirito con la scure, e ha trovato insomma una sorta di celebrazione, una sorta di riconoscimento con la prossima uscita negli Oscar Mondadori. Gli Oscar Mondadori, io ho anche un po' calcato la mano, però mi piace anche pensare che siano un po' come i meridiani, che sono sempre della Mondadori. Per gli scrittori, i filosofi, i poeti, essere pubblicati nei meridiani della Mondadori, questo lo so per certo, questo lo so perché mi è stato detto da addetti ai lavori, non è una mia supposizione e non è neppure riportato, magari, a parte che se tu leggi articoli sulla terza pagina dei giornali culturali, i meridiani hanno questo tipo di immagine, ma proprio se mi è capitato di sentire diciamo persone autorevoli di cultura indicare nei meridiani un riconoscimento di grandissimo prestigio. A me piace fare questo paragone anche perché c'è un motivo, non c'è solo perché Zagor è un fumetto che ho amato tantissimo, amo tuttora, perché Emanuele Barison, che ha disegnato questo numero che sarà pubblicato, è un amico, ma anche perché c'è un significato che secondo me non è solo soggettivo, figlio di una visione soggettiva. Quando la Mondadori sceglie di pubblicare i fumetti, e ancora di più poi negli anni 70, di pubblicare i fumetti seriali, quelli della Bonelli, Sangue Navajo, mi ricordo, sarà stato 71-72, perché prima sì, c'erano dei fumetti, ma erano fumetti tipo Gli uomini dagli occhi di piombo, di Breccia, quindi un fumetto più ricercato. Poi si comincia a pubblicare anche il fumetto più pop, ed è stato un modo per sdoganare, ci pensavo proprio preparando questa trasmissione, è stato un modo per sdoganare il fumetto, perché grazie alla Mondadori, con gli Oscar Mondadori, con i fumetti negli Oscar Mondadori, il fumetto entra nelle librerie e nelle biblioteche, quindi viene sdoganato. Chi ha una certa età si ricorda che fino insomma non tantissimi anni fa i fumetti erano definiti in modo dispregiativo i giornaletti. Invece grazie alla Mondadori c'è stato questo riscatto. Aggiungo che di questo il numero che verrà pubblicato negli Oscar Mondadori si intitola Il cuore di Manito ed era uscito nella numero 12 degli albi di grande
non di grande formato, sono gli albi fuori serie che hanno 160 pagine, sono collane, sono neanche spin-off, sono fuori serie, e ne avevamo parlato perché con l'autore Luca Barbieri, l'autore dei testi, e con Emanuele Barison, l'autore dei disegni. È un fumetto che, se andate a cercare, anche fate delle ricerche online, scoprite che gli appassionati, gli amanti della Bonelli, di Zagor, eccetera, hanno indicato come probabilmente il miglior numero di Zagor negli ultimi anni. Hanno richiamato i ricordi di Guido, di Sergio Bonelli, Guido Nolitta. È un fumetto che si rifà negli intenti di Barbieri al celebre Cuore di Tenebra, Cuore di Manito, Cuore di Tenebra. Nel fumetto stesso c'è un personaggio che si chiama Conrad, come Joseph Conrad, lo sapete tutti. Cuore di Tenebra ha ispirato il celeberrimo Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. È un fumetto che ha richiesto 2 anni di lavoro per essere portato a compimento, e che quindi, trovando questa consacrazione, vede riconosciuto il valore autoriale, oltre che quello naturalmente di dedizione a quello che è stato fatto. Aggiungo che questo fumetto scusate, aggiungo che era allora, la pubblicazione dell'Oscar Mondadori è stata ufficializzata un mese fa circa, durante Luca Collezionando, manifestazione di fumetti, sapete, Luca Comics, eccetera, ed era in corsa con un altro numero di Zagor che era molto atteso, che è anche piuttosto riuscito, devo dire, il ritorno di Super Mike. Gli amanti dello spirito con la scura si ricordano che Super Mike è stato forse il nemico più tremendo, più acerrimo, più forte, no? Era un alter ego di Zagor, biondo, vestito di giallo, mentre Zagor prevalentemente rosso, e è molto egocentrico. Ecco, si dava per molto probabile che nella collana Oscar Mondadori venisse pubblicato questo numero, invece l'ha spuntata proprio il Cuore di Manito. Allora, per quello che riguarda oltre la pagina, direi che ho detto tutto, e quindi direi di andare assolutamente ai convenevoli formulaici, e vi ricordo che siete in simultanea con Radio Libertà. Quando sono scoccate le 12:55, qui insieme a Simone il Beneamato e al sottoscritto, che è l'avatar di Cicce Barbù, la commissione interna comunica che la temperatura in questi locali si è assestata a 23,5 gradi centigradi sopra lo zero, non potrebbe essere altrimenti. 15,7 invece la temperatura esterna, al 75% l'umidità, la pressione è pari a 1011 millibar. Poi, come sempre, l'abbraccio forte alla signora Clotilde, alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Gli altri supporti, le altre piattaforme attraverso la quale seguire Radio Libertà, naturalmente la Radio DAB, naturalmente il sito radiolibertà.net, naturalmente il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete la sinossi delle interviste che poi ascolterete durante Oltre la pagina. Questo è Che giorno è, ovviamente. Poi abbiamo Twitch, i social di ultima generazione, abbiamo Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora YouTube,
un po' a targhe alterne, e le applicazioni iOS e Android che sono indispensabili, che vi permettono di ascoltarci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri telefonini. E adesso possiamo passare a mm, possiamo passare a che giorno è, ai genetriaci o ricorrenze e commemorazioni. Ci sono anche, come sempre, lo sapete, i rilevamenti demoscopici, i sondaggetti. C'è anche la musica per voi. E oggi, essendo il genetriaco di Chris Frantz, che è batterista dei Talking Heads, nonché marito di Tina Weymouth, bassista dei Talking Heads, ascolteremo appunto i Talking Heads, potrebbe essere altrimenti, e già che c'ero ho messo dentro uno o due brani dei Tom Tom Club, una band che loro, Chris Frantz e Tina Weymouth, formarono nei primi anni '80 e che ebbe un disco, hanno fatto uno o due dischi, mi sembra uno, ma ebbe un grandissimo successo. Intanto diamo un'occhiata alla cronaca. Il mondo sta guardando alla parata di domani, perché se succede qualcosa sulla Piazza Rossa sono dolori. Sta guardando naturalmente anche quello che sta facendo l'India col Pakistan, e sta guardando naturalmente però anche a Roma, perché c'è stato la seconda fumata nera, il secondo giorno di conclave, un'altra fumata nera alle 11:51. Questa è l'apertura dell'ANSA. In 12.000 San Pietro, il cardinale Re cognome, che secondo la mia sensibilità toponomastica dovrebbe essere di origine veneta, credo. Auspico la bianca stasera, addirittura, quindi stasera potrebbe esserci il Papa. I porporati tornano a casa Santa Marta per il pranzo alle 16:30 e ritiro nella Cappella Sistina, e con altre due votazioni Tagle supera Parolin. Ora lui è il favorito dei bookmakers. Il primo voto per contarsi, italiani e bergogliani divisi. È un po' l'apertura del Corriere, che immagino sia sempre sulla fumata nera. Il secondo giorno di conclave, un'altra fumata nera alle 11:50. Il cardinale Re che auspica la bianca per stasera. Quanti scrutini sono serviti per eleggere gli ultimi pontefici? Tutti i numeri dei conclavi del passato. Poi c'è una notizia che mi ha lasciato perplesso, perché c'è questo primario, le convocava in studio con l'altoparlante, poi le violenze, è arrestato un primario in 45 giorni, filmati 32 abusi sulle colleghe. Ecco, qui a me nascono sempre dei dubbi dal punto di vista deontologico. Questo primario è stato accusato, è stato anche arrestato, però prima di far vedere la foto, nome e cognome, eccetera, perché certo, tutto fa pensare per il peggio, purtroppo per tutti, ma se dovesse essere qualcosa di infondato, questa persona è rovinata per tutta la vita. E di solito sono anche gli elementi base della deontologia. Chiudiamo allora adesso, andiamo al riposo, pausa musicale, e poi riprendiamo con i genetriaci. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni, e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos, e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Eccoci sempre in diretta con la Radio Libertà. Che giorno è? Comunque, 10. Ricorrenze e commemorazioni del 19° giorno di Fiorire, mese del calendario repubblicano, tutti gli svolge 8 di marzo, anno 2025, 2025. Genetriaco di Fernando Fontandè. Fontandè, proprio Don Camillo, celeberrimo Don Camillo. Poi abbiamo uno degli artefici considerato un padre del giornalismo italiano, stiamo parlando di Roberto Rossellini. A differenza di Vittorio De Sica che di Oscar ne 400, ma lui ha avuto solo una nominazione, però un scenario indicato come un maestro italiano e mondiale. Poi abbiamo Carlo Romano, è stato un attore, ce lo ricordiamo, I Vitelloni, che era uno dei film preferiti di Stanley Kubrick, peraltro, di Fellini. Lui fa la parte dell'antiquario, la cui moglie viene, diciamo, insidiata da uno di questi vitelloni. Lui è stato un attore, si dice un caratterista, molto bravo comunque, ma è stato anche un grande doppiatore e credo sia salito a una grande celebrità, grande popolarità quando negli anni 70 doppia Nick Carter, Super Gulp, la rubrica di fumetti in TV. E c'è questo personaggio creato da Bonvi, Franco Bovincini, l'autore delle celeberrime Sturmtruppen. È una parodia di un ispettore, di un investigatore, e lui fa proprio il doppia a questo personaggio. Poi abbiamo Mario Nardone. Lui è irpino, poi è stato ispettore, capo della polizia, prima, se non sbaglio, in Friuli e poi a Milano. A Milano ha portato a termine indagini di grandissimo rilievo. La prima fu quella che riguardava Rina Fort, vale a dire la belva di via San Gregorio. Quindi avevo anche parlato in Parola di scrittore qualche settimana fa. Tanto Mario Nardone era l'autore, già andavano di moda in quegli anni, il manuale del giovane detective. Poi parliamo di Fellini, abbiamo parlato di Fellini, abbiamo parlato di Vitelloni, dobbiamo parlare anche della Dolce Vita. Nella Dolce Vita tra i protagonisti c'era anche l'ex Barker. L'ex Barker, che è stato un celebre Tarzan, impersonò diversi film con Tarzan. Pensate, lui era alto 1,93, biondo, quindi molto atletico, ma apparteneva a una famiglia, diciamo, molto prestigiosa, e fece scalpore il fatto che lui aveva abbandonato la carriera che, appartenendo a una famiglia del genere, lo attendeva per fare l'attore. E poi abbiamo Milano chiama, Napoli risponde, amava dire in modo un po' provocatorio ma bonario, simpatico secondo me, Luigi Necco, che era
uno dei giornalisti del 90° minuto. Lui ovviamente era il corrispondente da Napoli e quindi ce lo ricordiamo sempre, la mano alzata così, è circondato da tifosi. Poi abbiamo un grandissimo, visto che poi nella terza pagina oltre la pagina parleremo di fumetti, abbiamo Emanuele Balzo ha pubblicato anche fumetti di successo in Francia ed era francese Jean Giraud, chiedo scusa, che ha avuto anche ha usato anche dei nom de plume, dei soprannomi, dei nomignoli, degli pseudonimi per meglio dire, come Möbius o Gir. Il suo personaggio più famoso, almeno per quello che conosco io, dei fumetti, è Blueberry, grande, un western molto crudo, molto, molto popolare anche, nonostante fosse un fumetto comunque impegnato. Poi lui, parlo sempre di Jean Giraud, ha partecipato anche alle scenografie di un film epocale, seminale, voglia di dire, Alien. Se non sbaglio è lui che ha creato proprio il mostro, quello che esce dalla pancia di un personaggio, e ha partecipato anche alle scenografie del Quinto Elemento, quindi davvero si parlavano del fumetto che esce, che non è più giornaletto, no? Che esce dal ghetto. Ecco, Giroud è stato una figura intellettuale, artistica di primissima importanza. Credo abbia fatto anche girato anche alcuni film come regista, ed è quindi una figura intellettuale che fa parte del fumetto. Però Blueberry è uno dei fumetti più conosciuti e amati del mondo, non solo francesi. Poi un altro autore, il milanese Maurizio Nichetti, molto amato, anche lui regista di film di successo, da Ratataplan a Ladri di Saponette, a L'una alle altre, e tanti altri ancora. Stefano Quante Storie anche. Lui parte anche come mimo e non essendo schierato, non è sicuramente uno di destra, ma non essendosi mai schierato, essendosi fatti i fatti suoi da artista, non è mai stato, diciamo, riconosciuto, secondo me, questa è un'opinione mia, come sarebbe stato dovuto, visto il valore dei suoi lavori. Una buona fine, ha detto, senza un buon inizio è inutile. Parla di film, ovviamente. Un film con una buona fine senza un buon inizio è inutile. Un film con un buon inizio senza una buona fine è deludente. Quando un film inizia con una buona fine e finisce con inizia con un buon inizio e finisce con una buona fine, ma in mezzo è noioso, è un peccato. Allora, poi abbiamo lui, Marco Belelli, in arte il divino Otelma, che è l'anagramma, lo sapete tutti, di Ammalleto. Poi ancora proseguiamo, vediamo se ci sono. No, guardavo, mi sono dimenticato anche di dirvi che è a vostra disposizione come sempre il servizio telefonico 0292 94 7222 e poi anche il servizio WhatsApp 340 670 9659 e vediamo, è arrivato un Elvis Presley, non so chi, Stefano che manda un link di Elvis Presley. C'è anche una telefonata, quindi diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto? E la ringrazio. Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Tra le date che lei ci ha detto oggi c'è una da non dimenticare, signor Pellegrini, proprio dalle sue parti, cioè il 6 maggio 1976, si tratta di qualche annetto fa, una spaventosa scossa tellurica, almeno l'ho letto in biblioteca così,
spero che sia vero, di magnitudo Mi 6,5 perdoni, signora, della scala però oggi è Richter alle ore l'8. 21, Signora circa, Lisetta, ecco. oggi è l'8 per maggio. Il 6 Beh, maggio era vabbè, due giorni dopo, ragazzi, merito la punizione di Getta, va bene, dai. Allora, No. alle ore 21 sconquassò il medio alto Friuli, Buia, Maiano del Friuli, non so se mi ricordo tutti i paesi, Tolmezzo, Venzone, Osoppo, Cavazzo Carnico, Artegna, Gemona del Friuli, Tarcento. Località, mi sembra, del medio alto tagliamento, quasi rase al suolo, causando 990 morti, di cui 33 alpini della divisione Giulia. Anche questo evento, dopo 49 anni, signor Pellegrini, dovrebbe essere ricordato e non dimenticato nella Giornata Nazionale Alpini di Biella di domenica. Tutto qua quello che volevo dire. La saluto, sì, buona giornata. va benissimo. In ogni caso, io avevo fatto cenno in alto, perché chiaramente è una data purtroppo memorabile, infausta. Io c'ero, anche se le zone dove risiedevo non sono state devastate, però ve l'assicuro che è stato un momento indimenticabile. Erano le 21 e qualcosa, 21 e 12, 21. Potrei proprio ripetere tutto quello che è accaduto in quei momenti. Ho notato che sui giornali locali non ne hanno parlato molto. Di solito si dedicano un po' di pagine, soprattutto nella parte, diciamo, più dedicata al costume, o anche nella non terza pagina, comunque nelle pagine interne c'è sempre uno speciale. Probabilmente adesso sono 49 anni, aspettano di fare le commemorazioni proprio il prossimo anno, che saranno 50 anni. Sicuramente credo che appunto nel raduno degli alpini, che si terrà non so quando, non so dove, so che si terrà, proprio parlavano anche del raduno degli alpini, i giornali locali, credo che sarà giustamente ricordato. Proprio è pazzesco, son passati 49 anni, io mi ricordo tutto, mi ricordo il pomeriggio di caldo mostruoso. Mi ricordo che siccome ero andato a Zonzo con un amico ed ero andato per la prima volta in vita mia a Pordenone in bicicletta da dove abitavo, mamma mia, non avevo fatto i compiti, ero un ragazzo, prendevo bellissimi voti, quindi ero abbastanza, diciamo, a scuola ero attento e i compiti li facevo. E mi ricordo stavo facendo i compiti, quello di matematica o, come si chiama, quella volta scientifiche, ehm no, quello di, educazione scientifica, una cosa scienze naturali, insomma, non mi ricordo adesso. Erano proprio circa credo le 21:13, mio padre in cucina stava guardando un film su Capodistria di Zorro, o era un film o era un telefilm, e aveva il volume piuttosto alto. Allora io sono andato in cucina, così vi riporto una testimonianza, visto che la signora Lisetta ha ricordato quei momenti. Sono andato in cucina per abbassare il volume. Io addirittura mio papà fosse un po' addormentato, quindi a un certo punto ho cominciato a tremare i vetri, molto, sempre di più, sempre di più. Poi hanno cominciato a tremare i muri, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E sul momento si pensava ai carri armati, perché è una zona all'epoca piena di caserme, quindi si pensava, anche se l'ora era decisamente insolita. Poi si è spenta la luce e lì quello è un momento che fu ehm, indimenticabile, tremendo anche, che per fortuna non ha sortito danni, lì da me, né alle persone né alle cose. È stata lesionata qualcosa alla casa, ma nulla di grave o irrecuperabile. Ha cominciato a oscillare la casa, che non è un appartamento, è una casa, se vogliamo una villetta, chiamatela come volete, una casa. È una casa che oscilla. Io ho provato qualcosa del genere, tanti anni dopo a Verona c'è, quel centro di quel parco giochi, come si chiama quello di Verona? Ehm
Gardaland, e c'è la piattaforma mobile, quella che si agita tutta, ecco, diciamo che quindi 76, 14 anni dopo l'ho provato, solo che quello era un gioco, uno scherzo, ho pure pagato per entrare a Gardaland e per fare quel gioco, ero con Donna Rosalia, mi ricordo. Mentre lì la casa che oscilla è stato davvero un'impressione che è rimasta indelebile, perché appunto dopo 49 anni proprio ce l'ho in testa come se fosse caduta 5 minuti fa. E quella volta la misuravano in mercalli e mi sembra fosse 6 o 7. Non so, la Richter non me la ricordo più. Mi ricordo che è stata quella volta sui giornali dissero che uno dei motivi di tanto disastro, perché appunto come ricordava il signor Lisetta, quasi 1000 morti, fu la durata, prima non solo l'intensità ma anche la durata di questa scossa. Mi ricordo appunto che mio padre, che credo avesse vissuto un'esperienza di terremoto quando era molto più giovane, ha capito, io non ho capito, mio padre ha capito, ha urlato il terremoto, mi ha afferrato per un braccio e siamo usciti, era anche abbastanza facile uscire, insomma, in giardino. Vabbè, sì. Al, 6.5. Allora, Mario mi scrive: complimenti per chi si è impegnato a far approvare la legge 283/24, articolo 24, riguardante il servizio tutela graduale domestica elettrica a clienti vulnerabili. Il problema è la difficoltà dello svolgimento della pratica, per cui saranno in pochi a poterne usufruire. E leggo l'impronta perché non ho questo è un argomento che non ho avuto modo ancora di seguire. Andiamo avanti allora, dopo questi ricordi lontani, andiamo avanti con i genetriaci, questi personaggetti. Lui, Vincenzo De Luca, compie gli anni, che tra l'altro è lucano, il lucano Vincenzo De Luca, anche se è stato sindaco e presidente della provincia di Salerno, è stato, adesso chiaramente c'è anche in gioco il terzo mandato, lo sapete, presidente della regione Campania, ma lui è lucano di origine. E a Salerno disse una volta: qui mi votano anche le pietre. Poi Chris Franz, per cui facciamo sentire oggi Tolkienese e Tonton Club. Capre, Vittorio Sgarbi, che un giorno disse, tra tante cose che ha detto Sgarbi, questa mi ha colpito: Giuliano Amato, quello che cos'era il 92, 93, per reperire i soldi che servivano per quadrare i conti con l'Europa, entrò nei conti correnti prelevando il 6 per 1000. Se ci pensate, neanche in un regime sovietico, credo fosse il 92-93, adesso siamo con Mario Monti, abbiamo patito, sofferto, eccetera, si parla di regime, si parla di mancanza di libertà, ma immaginatevi voi un governo che entra nei conti correnti, notte in tempo. Abbiamo parlato molto, anche giustamente, di quello che è accaduto col Covid e questa perdita di libertà, no? Questa cessione di libertà che c'è stata, perché c'è stata presa durante il Covid, in una situazione comunque, penso che, a parte i più estremi Novax, la situazione è emergenziale, non era una situazione chiaramente di normalità. Lì si è entrati nei conti correnti, proprio, per carità, 6 per 1000. Infatti una cosa che solo ancora a pensarci fa caponare la pelle. Comunque Sgarbi disse proprio di Giuliano Amato che Amato stava a Craxi come il bidet al water. E poi abbiamo, per i milanisti, lo ricordo, il grande Piscinin, Franco Baresi, fratello e zio d'arte, visto che suo fratello Beppe ha militato per anni nell'Inter, è stato anche lui capitano dell'Inter,
e la figlia di Beppe Baresi, Regina Baresi, milita nell'Inter femminile. E infine aveva il braccio d'oro, ma le gambe non altrettanto. È stato uno dei migliori tennisti italiani della sua epoca, arrivato al 18° posto, quindi mi ricordo che riuscì a battere anche l'Hendler, i maggiori tennisti dei primi anni 90, ma ha avuto dei problemi proprio di salute, di infortuni. Omar Camporese. Allora, adesso ci fermiamo per un'offerta musicale e poi riprendiamo con i sondaggetti. Allora, Radio Libertà, che giorno è? I sondaggetti o i rilevamenti degli scopi. Il marzo al dettaglio, a marzo si stima per la vendita al dettaglio una variazione congiunturale negativa in valore e in volume meno 0,5. Scusate, l'audio? Ah, vediamo. Sì, sì. Ho capito, scusami, ho capito. Eccoci qua. Allora, variazione congiunturale negativa in valore, sono in calo sia le vendite dei beni alimentari, meno 0,5 in valore, meno 0,9 in volume, sia quella dei beni non alimentari, meno 0,3 e meno 0,4. Togliamo la condivisione, vediamo solo un istante. Okay, non avevo messo, ecco perché avevo cliccato. Allora, adesso abbiamo invece i sondaggiati veri e propri. Allora, questo è un Ipsos
committente ITV o ITV Movie. Abbiamo il governo afferma che i salari stanno recuperando solo l'inflazione. Lei se ne è accorto? Sì, il 17%, no, il 65%. Il governo afferma di aver fatto passi avanti nella riduzione delle tasse. Lei se ne è accorto? Sì, 20%, no, 67%, 13%, non dice. Donald Trump è un presidente negativo per il 67%, negativo per gli Stati Uniti e per il mondo 67%, positivo per gli Stati Uniti e per il mondo 18%, non sa 15%. Secondo lei il fatto che Netanyahu stia continuando a bombardare la striscia di Gaza è una risposta adeguata e accettabile dopo le minacce e gli attacchi subiti? 13%, una risposta sproporzionata e inaccettabile 68%, 19% non risponde. Togliamo e andiamo con l'ultimo sondaggetto dell'ultimo rilevamento demoscopico della giornata. Roma ai Romani è il giubileo, è un sondaggio realizzato da Easy SPA, un sondaggio autoprodotto e che riguarda anche la nostra Sveva che ormai da più di mezz'ora è subentrata sulla tolla di comando in regia tecnica. Allora, il giubileo è un'occasione di sviluppo per la città di Roma? 79,6% pensa di sì, no il 20,4%. Dunque, i disagi sono stati premiati da una migliore qualità della vita per i romani, sì, 36,6%, no, 63,4%. In merito agli interventi effettuati per il giubileo, giudizio positivo il 48,8%, negativo il 17,4% e non ha un giudizio, non risponde il 33,8%. Le opere effettuate hanno reso più bella Roma? Sì, 56%, no, 44%. La gestione dei funerali di Papa Francesco, giudicata positivamente 83,7%, negativamente 9,7%, non sa 6,6%. Poi l'accoglienza dei capi di Stato per il funerale ha conferito prestigio alla città di Roma, molto 72,4%, poco 8,2%, indifferente 19,4%. Poi alle opere della gestione del giubileo, come giudica l'opera dell'amministrazione comunale? Positivamente 65,6%, negativamente 30,1%, non sa 4,3%. L'operato del sindaco Gualtieri, giudicato positivamente 48,6%, negativamente 44%. L'operato complessivo del sindaco dall'inizio del suo mandato, ottobre 2021, positivo 49%, negativo 45,4%, non sa il 5,6%. Stop. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci, sono le 13:37, siete in simultanea con Radio Libertà e questo è naturalmente oltre la pagina. E tra poco contiamo di collegarci con Mirko Molteni per parlare appunto delle celebrazioni che inizieranno domani a Mosca, Piazza Rossa, la parata celebrativa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Poi gli occhi del mondo sono puntati su questa celebrazione perché potrebbero accadere dei fatti che potrebbero scatenare davvero qualcosa di irreversibile, senza fare allarmismi. Però è giusto ricordare che più di un secolo fa, 1914, fu l'attentato di Sarajevo ad accendere le polveri della Prima Guerra Mondiale. Allora, nessuno ovviamente, ripeto, poi ci sono misure di sicurezza, quello che volete, però sapete com'è, ci sono anche magari alcuni che potrebbero avere interesse a scatenare, a creare degli episodi, anche addirittura degli attentati, per poi avere il destro anche sull'attentato di Sarajevo del 1914 c'è una certa letteratura, no? Si dice che Rasburgo, insomma, questo rappresentante importante, adesso non mi ricordo il nome, fosse stato lasciato molto, diciamo, esposto agli attentati. Insomma, poi di dietrologia e anche la storia stessa che ce la insegna. Storico è anche Mirko Molteni, che appunto è saggista di storia aeronautica e militare, che leggiamo sempre su Libero e con il quale adesso ci confrontiamo, sentiamo un po' come stanno le cose sul fronte della guerra russo-ucraina, anche appunto in vista della parata di domani. Intanto do il bentornato e grazie per essere qui ai nostri microfoni a Mirko Molteni. Grazie a te e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Mirko, domani può succedere qualcosa di brutto, di grave, e poi complessivamente diciamo che purtroppo noi ti leggiamo sempre su Libero e quindi i tuoi resoconti sono sempre quelli, secondo me, più asciutti, più attendibili. La pace è più lontana. Tu non sei mai stato ottimista, però mi sembra anche dai tuoi articoli che la pace sul fronte russo-ucraino sia più lontana ora rispetto che magari a un paio di mesi fa. Diciamo che allora, anzitutto partendo dalla questione di Mosca, sì, domani alla parata per la vittoria della seconda guerra, degli 80 anni della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, c'è timore effettivamente che possa succedere qualcosa, un attentato, un attacco di droni eventualmente orchestrato dai servizi segreti ucraini SBU, per poi far credere che siano i russi ad averselo autoinflitto in modo da avere la scusa per continuare la guerra. Questo è un po', diciamo, sono delle interpretazioni un po' da dietrologia, ma che sarebbero, diciamo, compatibili con le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Zelensky e dal suo consigliere Podolyak, no? Che in pratica hanno detto, se succederà qualcosa alla parata di Mosca,
sarà colpa dei russi perché non sono stati capaci di assicurare loro stessi la sicurezza nel loro paese, e perché magari saranno loro stessi a combinare qualcosa per poi incolpare noi. Però i russi chiaramente, realisticamente, non potrebbero permettersi un piano così contorto, magari anche col rischio di creare danno anche alle numerose delegazioni straniere, fra cui appunto quelle di grandi potenze, dalla Cina al Brasile all'India. Tra l'altro Xi Jinping già oggi era presente a Mosca e ha incontrato Putin. Certamente potrebbe un evento del genere potrebbe segnare veramente un'escalation, potrebbe spingere per esempio i russi a tentare addirittura di radere al suolo larghe parti di Kiev. Qualcuno ha anche ipotizzato con armi nucleari tattiche, ma questa sarebbe un'ipotesi veramente estrema, per quanto la dottrina nucleare russa potrebbe interpretare un attacco diretto alla parata, mirando a Putin stesso, al suo staff e ai suoi ospiti stranieri, come a quell'attacco diretto ai vertici dello Stato russo, che secondo la dottrina russa teoricamente autorizzerebbe il ricorso ad armi nucleari. Ma speriamo appunto che si tratti solo di ipotesi dietrologiche, speriamolo, perché altrimenti la pace veramente si allontanerebbe definitivamente. Invece, se guardiamo le operazioni sul fronte, per quanto riguarda la volontà politica degli ucraini di non cedere, anche se la loro forza comunque minaccia continuamente di scemare e di collassare, si può dire che la pace sia lontana. Però è anche vero che comunque l'Ucraina realisticamente non sembra avere possibilità di poter davvero resistere per altri 3 anni come ha fatto finora, perché comunque anche i paesi fornitori, gli Stati Uniti in primis, che hanno interrotto i rifornimenti militari, poi ultimamente li hanno ripresi ma a piccoli scaglioni, ma gli stessi paesi europei che non hanno la produttività militare degli Stati Uniti faticano ormai sempre più a dar fondo ai magazzini, agli arsenali per raccogliere munizioni da dare a Kiev. E sul fronte comunque i russi continuano a pressare con una superiorità numerica comunque crescente, visto che loro sono riusciti a mobilitare tutte le loro industrie nazionali per proseguire la guerra, laddove invece nel 2022 ci facevano credere che gli russi stessi avessero gli arsenali vuoti, cosa che invece non era vera. In particolare negli ultimi giorni hanno intensificato le operazioni presso Pokrovsk, e Pokrovsk è una cittadina al confine grosso modo tra la regione del Donetsk e quella di Dnipropetrovsk. Praticamente è uno degli snodi principali del fronte, presidiata in gran parte dagli ucraini. I russi da mesi stanno costruendo lentamente una tenaglia sul lato sud di Pokrovsk per cercare di prendere la città, e avanzano, si può dire, metro per metro, ma nel momento in cui Pokrovsk dovesse cadere, probabilmente quell'intero settore del fronte rischierebbe di collassare e di aprire una breccia, per cui gli ucraini comunque sarebbero incentivati in questo periodo a tentare il tutto per tutto, un po' per far fallire i tentativi di mediazione di Trump e un po' per tentare di allargare il conflitto, per fare in modo che questo possa evitare il collasso stesso dell'Ucraina, che realisticamente non avrà ancora davanti molti mesi per resistere, perlomeno stando alle informazioni attuali. E l'intervento di Trump, lui addirittura aveva detto farò fare la pace in un giorno. Mi sembra che lui stesso adesso nelle dichiarazioni sia meno ottimista, no? Ha parlato anche di questo odio viscerale tra Putin e Zelensky. Ma chiedo a te, che sei un addetto ai lavori, un osservatore attento,
può giocare così a fondo l'odio il fattore personale, cioè in una situazione di guerra tra due stati, il fattore personale quanto può essere determinante anche adesso. Penso anche che comunque alla luce di 3 anni più di oltre 3 anni di conflitto, quindi animi esacerbati, quanto può incidere, perché Trump potrà essere condivisibile o meno, però se lui dice una cosa del genere, comunque il Presidente degli Stati Uniti lo ascolti, poi magari trai le tue deduzioni. Tu cosa pensi anche di queste parole di Trump? Sono fondate nel senso che comunque gli stati sono organizzazioni di esseri umani e gli stessi capi di Stato sono esseri umani loro stessi. Il fattore personale, anche la differenza individuale tra tutte le varie persone conta anche a questi livelli, per cui sicuramente se a Kiev ci fosse un diverso capo di Stato, se per esempio a un certo punto l'Ucraina esasperata decidesse di rovesciare Zelensky, sicuramente la pace sarebbe più vicina. La stessa cosa la si potrebbe dire anche di Putin in Russia, però c'è una grossa differenza che rende questa seconda eventualità irrealistica, che comunque di fatto la Russia sta vincendo la guerra, nel senso che tutti i territori che ha conquistato l'Ucraina non ha più la forza di recuperarli. Infatti il nodo tra pace e guerra in questi giorni consiste proprio nel fatto che l'Ucraina non accetta la realtà dei fatti con cui deve comunque fare i conti, cioè il fatto che il verdetto del campo di battaglia conta. Del resto, pensiamo a un esempio storico. Quando all'inizio della seconda guerra mondiale la Gran Bretagna era guidata dal primo ministro Chamberlain, che era, diciamo, tra virgolette, molto, molto morbido come posizioni, i tedeschi invasero la Francia e riuscirono a scacciare praticamente gli inglesi dal continente europeo. Ci fu in sostanza una crisi di governo in Gran Bretagna e nella primavera del 40 fu Churchill a subentrare a Chamberlain come primo ministro. E il fatto proprio questo cambiamento di leadership, e quindi vediamo che il fattore personale conta, mettendo ai vertici inglesi un mastino come Churchill, praticamente influì enormemente sulla volontà inglese di resistere, anche quando il grosso dell'Europa era occupato dalle forze naziste. E quindi Churchill, proprio con la sua personalità, contribuì molto al fatto che l'Inghilterra resistesse prima ai bombardamenti aerei tedeschi e poi nel corso degli anni organizzasse così la guerra contro i tedeschi su altri fronti come in Africa e nel Mediterraneo, finché, diciamo, fino ad attendere poi il supporto degli americani una volta che gli americani entrarono in guerra. Quindi vediamo che certamente fa differenza che ai vertici di uno Stato ci sia una persona anziché un'altra, perché anche le qualità intrinseche di ogni individuo, come intelligenza, ma anche come carattere, come forza di volontà, tenacia, anche la volontà di non arrendersi mai e di impostare la lotta secondo una guerra di lunga durata, come anche il caso per esempio anche in Cina per quanto riguarda la rivoluzione cinese di Mao. Cioè i comunisti non avrebbero mai vinto in Cina nella guerra civile contro Chiang Kai-shek se non fossero stati guidati da Mao anziché da un altro, perché era proprio di Mao la teorizzazione della guerra di lunga durata. Difatti io che grosso modo vengo da quelle parti mi ricordo benissimo che per quanto possa essere stato controverso con Joseph Broz Tito, la ex Jugoslavia teneva. Appena morto lui si è scatenato veramente nell'inferno, quindi sicuramente. E ti chiedo ancora, Mirko, prima di liberarti i tuoi impegni, è sempre stato un fronte incandescente, no? Quello del Kashmir, insomma, India-Pakistan.
Davvero vengono in mente le parole dello scomparso Papa Francesco, è una guerra mondiale a pezzi. Ti chiedo appunto un parere e ti chiedo quanto questa turbolenza internazionale possa avere delle derive ancora peggiori, oppure possa portare comunque a una situazione di stallo che sviluppi può avere, insomma, perché Gaza, Ucraina, India e dopo altre parti del mondo che adesso non mi vengono in mente sono teatri, sono scenario di guerra, e quindi è un mondo che forse non ha, poche volte ha conosciuto una situazione così instabile, di instabilità. Ma allora se devo essere sincero, l'espressione della guerra mondiale a pezzi coniata da Papa Francesco secondo me è stata un po' una specie di suo trucco semantico, nel senso che in realtà, se guardiamo la storia, da sempre, in qualsiasi secolo c'è sempre stata una guerra mondiale a pezzi in tutto il mondo, no? Per cui diciamo, parlare di guerra mondiale a pezzi e tra l'altro consideriamo anche che attualmente la situazione è paragonabile né più né meno a quella che abbiamo visto anche durante gli anni della guerra fredda, con decine e decine di guerre per procura nei vari paesi del terzo mondo, eccetera. Perché se la guerra mondiale a pezzi mi fa sembrare questi tempi come più speciali rispetto ma in realtà la guerra mondiale a pezzi è una costante della storia dell'uomo. Forse è un'illusione di noi moderni che crediamo in un'idea di progresso per il semplice fatto che passa il tempo e semplicemente, se secondo i nostri sogni, nel 2025 le cose dovrebbero per forza migliorare rispetto al 2024, rispetto al 2010, eccetera. Ma non è così, secondo me, perché secondo me il progresso, come lo intendiamo comunemente, diciamo, l'idea di progresso probabilmente è valida solo nella tecnica e nella scienza, ma non nel resto. Direi un'osservazione. Beh, diciamo che adesso che mi ricordo, Homo homini lupi è un detto latino, che quindi è molto molto antico, purtroppo. Mirko, allora io direi che per il momento possiamo liberarti dai tuoi impegni. Ricordiamo sempre Mirko Molteni, saggista di storia aeronautica e militare e firma di Libero. Mirko, ti ringrazio davvero e a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo, allora togliamo la condivisione, vediamo se ci sono degli aggiornamenti, anche se mi sembra che in questo momento i fari siano tutti puntati sul conclave, quindi allora qui Mario che si corregge, legge 193/24. Grazie per la precisazione, però all'impronta non sono in grado di fornire risposte. E poi abbiamo, a proposito di tennis, non ho più sentito parlare di Chang, il tennista che sconfisse Landler con quel famoso servizio cucchiaio che fece incacchiare il povero Landler. Gian da Brescia. Dunque, io l'ho seguito, non mi ricordo francamente, era entrato tra i primi 10, ha avuto un suo successo nella sua carriera, anche se adesso che si parla, quello che ha detto Mirko Molteni, no? Sembra che ci debba essere un andamento vettoriale anche nella storia, nel progresso. La scienza sì, ma la storia umana è diversa. Adesso che mi viene in mente, Homo homini lupus, mi corregge Carlina. Sì, oggi sono un po', chiedo scusa, non lo sapevo che Homo homini lupus, ma mi è scivolato, nessuno è perfetto. Come dicevano le Stormtrooper, nessuno siamo perfetti.
Dicevo che adesso che mi ricordo, Chang ebbe una grande popolarità, intanto perché sconfisse all'Internazionale di Francia, non era la finale, lui forse sconfisse, non mi ricordo più chi, forse era la finale, Land, che è stato il tennista più antipatico di tutti i tempi. È stato anche uno dei più forti, ma era proprio odioso, non lo poteva vedere nessuno, a partire da me. E poi per il servizio mi ricordo Landel isterico perché diceva che non si poteva battere così, ma nel momento in cui tu mostri la palla poi la puoi colpire quando vuoi, nel momento in cui vuoi, prima che tocchi terra ovviamente. Poi perché mangiava le banane per recuperare, per evitare i crampi, non si vedeva cosa del genere sui campi di tennis, ma poi soprattutto perché essendo di origine cinese, proprio in quei giorni c'erano gli avvenimenti di Piazza Tiananmen e c'era quella foto iconica del Novecento, 1989, dello studente, gli studenti che stanno protestando, prima che arrivi Xi naturalmente, no, prima che arrivi quello che c'era prima di Xi, in Ping, e c'è lo studente davanti ai carri armati in piazza Tiananmen a Pechino. E allora ci fu questa associazione automatica di Chang per le sue origini cinesi. Allora, però appunto anche allora c'era questa situazione, forse allora il crollo del muro di Berlino, gli studenti che si ribellavano al regime cinese davano l'idea di una possibilità di liberazione, di libertà, di maggior libertà, e forse per alcuni anni ne abbiamo anche goduto negli anni 90, poi probabilmente, ma poi homo homini lupus, e quindi arriva il lupo e la pecora se la porta via. Continuiamo a ignorare la maxi corruzione in Ucraina. Che fine faranno gli armamenti generosamente regalati? Anche ieri Meloni conferma alto invii di armi e carri armati e noi non abbiamo più armi e per questo li compreremo in Germania, osserva Maurizio. E poi Stefano, credo sia Stefano Del Brembo, grande Ivan Lendl, l'ho amato per anni, oggi non sei in forma, è probabile. Poi ti va bene come mai sei triste, mi dispiace, senti, io la miglior politica degli ultimi 70 anni l'ho vista da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, lo scrivo, sottoscrivo, tanto voglia di vivere, zero, perché di Andreotti è una vergogna e vergognatevi tutti gli altri partiti, chi era lì che vergogna, meglio mangiare una pallina del tennis e morire. Mamma mia, messaggio imperfetto, Cice Barbò. Il pentapartito e poi a differenza mia Stefano Del Brembo era un estimatore di Van Land. C'era anche un mio amico con il quale giocavamo a tennis che era super tifoso di Land. Forte era forte comunque, aveva dei passanti lungoline che facevano paura. Allora andiamo avanti, vediamo. Secondo giorno c'è la fumata nera che banco ancora su Lance. Dazi, oggi accordo USA, Regno Unito, Trump contro Powell, il numero uno della Fed, è uno stupido. Putin accoglie Xi al Cremlino, caro amico, il presidente cinese, noi insieme a Mosca contro le persecuzioni egemoniche. E poi Sara e le altre maranzine, i padri violenti, le unghie laccate, le forbici in borsa. Quanto mi paghi per un'intervista? Fumata nera e anche l'apertura di Repubblica, secondo e terzo voto senza quorum. Si torna nella Sistina nel pomeriggio. E allora ci fermiamo perché sono le 14 in punto e riprendiamo tra qualche minuto con Qui Parlamento.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Cosa vuoi? Sono io. Tuo fratello. Non hai capito col tono della mia voce che questo lo so. Mi devi aiutare. Voglio sapere che ha avuto rating. Voglio quando vuoi. È armato e popolato. Forse ho colpito troppo forte. È una cosa di famiglia. The Accountant 2, dal 24 aprile al cinema. In fondo alla strada c'è un posto, fermo nel tempo. La morte segna una nuova notte in cui nuovi orrori ti attendono. Non potrei entrare! L'unica via di fuga è sopravvivere fino all'alba. Che cos'è? Until Dawn, fino all'alba. Non abbiamo più eroi affidabili, ma abbiamo ancora bisogno di protezione. Vi presento un eroe invincibile, più forte della somma di tutti gli Avengers e che presto sarà conosciuto come l'eroe più potente del mondo. Perché un dio dovrebbe prendere ordini da qualcuno? È ora di mostrarti ciò di cui sono capace. Sentry ha perso il controllo, è pericoloso. Gli Avengers non ci sono, nessun altro potrà salvare il mondo. Potremmo essere noi a salvarlo. Aspetta, noi? Sì, voi. Perché avete altri impegni? Io lo amo. Bucky, hai le persone sbagliate. Tutti qui hanno fatto cose orribili. Potete cambiare qualcosa adesso o conviverci per sempre. Essere un eroe. Salvare le persone nelle strade. Non c'è vocazione più grande. Ragazzi, finita la terapia? Facciamolo. Forse non vedete quello che vedo io, ma questo team ha tutto per raggiungere la gloria. È inutile combattere. Voi non siete gli eroi più potenti del mondo. No, noi siamo i Thunderbolts! Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Dal regista premio Oscar Mel Gibson. Agente Harris, le piace volare? Mark Wahlberg. Mai avuto un federale come passeggero? Mayday, Mayday, il pilota è un sicario. Un thriller adrenalinico. No, alzati maledetto! Siamo fottuti! Vi serve un pilota? Flight Risk, trappola ad alta quota. Dall'8 maggio al cinema. Eccoci, sempre in diretta e sempre in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina Fumata Nera, rischio fascismo. Ghislaine Meloni riferisca in Parlamento subito. Questa è Carolina che manda una foto ironica. Non ci sono, stavo guardando, ci sono altri aggiornamenti per il momento. Il presidente tedesco Steinmeier: la guerra di Putin non è lotta al fascismo, è follia imperiale. Quindi parole forti. E poi ancora: Silvio è morto, le polemiche no. Licia Ronzulli mi ha impedito di partecipare al funerale di Silvio Berlusconi. A parlare Francesca Pascale, ex compagna del CAV. Giorgia con una mano dà, con l'altra toglie. Una parte dei pensionati dovrà restituire i soldi ricevuti nel 2022 grazie al bonus energia. All'epoca l'aiuto venne erogato dall'INPS sulla base dei dati fiscali provvisori, alcuni dei quali sottostimati. Una volta che questi sono stati consolidati, chi ha poi sforato la soglia dei 20.000 euro dovrà restituire 150 euro. Chi ha superato il tetto dei 35.000 euro restituirà 350 euro. A 11 anni Parolin già recitava la messa. Viaggio a Schiavon, vicino a Vicenza, la terra d'origine del papabile Pietro Parolin. A 11 anni Piero indossava il grembiule della mamma, usciva sul balcone
costruiva un altare con i santini e diceva messa. Negli anni del seminario lo chiamavano Don Chiesa. Il parroco ci disse, riferendosi a lui: qui abbiamo un papa. Noi eravamo poco più che bambini, ci siamo messi a ridere, ma forse un papa lo avevamo per davvero. A Flick levategli il tesserino da allenatore, stiamo parlando dell'allenatore del Barcellona, Zazzaroni, giornalista di Corriere dello Sport, direttore del Corriere dello Sport. A San Siro il tecnico del Barcellona ha dato il peggio di sé. Quando sul 2-3 per i Blaugrana ha messo Lewandowski, che rientrava da un infortunio invece di un centrocampista, per sfruttare le palle inattive, l'ha pagata di brutto. Sulla difesa ultrazemaniana non c'è bisogno che infierisca. Il botta e risposta prima della gara su Lewandowski a Sky Sport tra Di Cagno, che non lo riteneva uno spauracchio, e Capello, che invece lo temeva. Salvini ha una banca e non vuole mollarla. Il segretario della Lega continua a difendere a oltranza Banco BPM dall'assalto di Unicredit e si oppone a un incontro tra Andrea Ossel e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La maggioranza è spaccata. Forza Italia è più morbida verso Ossel, che potrebbe rinunciare all'operazione dopo i paletti del Golden Power. A sbrogliare la matassa potrebbe essere l'Unione Europea. La Commissione potrebbe revocare le decisioni del governo e dare una spinta a Ossel. Jerome Powell è uno stupido. Olè, Donald Trump torna ad attaccare il presidente della Federal Reserve con il nomignolo che gli ha affibbiato. Troppo tardi. Troppo tardi è il nomignolo. Il capo della banca centrale resiste al presidente, che chiede un drastico taglio dei tassi di interesse nonostante l'inflazione resti alta. Il Caligola di Mar-a-Lago sostiene il contrario nonostante l'evidenza. PSG, Paris Saint-Germain, Inter, sarà una finale di Champions equilibrata. Don Fabio Capello, lo chiamano Don perché allenato dal Madrid, lui se non sbaglio è di Pieris, provincia di Gorizia, quindi un isontino, non è un friulano, un isontino, perché fa parte della provincia di Gorizia che è, diciamo, non rientra nel Friuli, chiamiamolo nel Friuli storico, insomma, culturale. Allora, sarà una finale di Champions equilibrata. Capello analizza i fattori di forza del PSG. Kvara è il più pericoloso, oltre a Donnarumma. La squadra di Luis Enrique ha un centrocampo molto forte. In difesa è fondamentale il ruolo di Marquinhos, c'è una somiglianza con l'Inter. Gli esterni Hakimi e Mendes, come quelli nerazzurri, sono molto bravi in fase offensiva. E poi, a differenza del tecnico del Barcellona, Flick, presuntuoso, che a un minuto dalla fine ha continuato a giocare uomo contro uomo, Luis Enrique mi sembra un allenatore preparato. Parole e musica di Fabio Capello. E allora, attendendo l'ancora lontano 31 di maggio a Monaco di Baviera, Inter Paris Saint-Germain, mamma mia, Germain. E adesso, se non ci sono altri vostri interventi, direi di andare con Qui Parlamento. Stefano Candiani, sentiremo Stefano Candiani parlare del PNRR. La parola sveva. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. E allora, l'abbiamo sentito Stefano Candiani, altro che schiena dritta, schiena curva a lavorare. Abbiamo una nuova apertura sull'ANSA contro Dazi, nuova maxi lista UE, anche Whisky, SUV e Boeing. Ai ai ai, i Boeing, il whisky. Insomma, vogliono colpirmi qua, mi hanno messo al centro del mirino, dannazione. Poi, come se un whisky fosse un peccato, insomma, un reato. Mamma mia, come diceva Baudelaire, gli estemi hanno qualcosa da nascondere, e se lo diceva Baudelaire, non so se mi spiego. Allora facciamo così, intanto dopo Candiani direi di aprire un nuovo intervallo musicale, e poi di andare a chiudere questa parte di Oltre la pagina con Segui la Lega, e poi l'ultima parte, la terza pagina, per parlare di Oscar Mondadori. La celeberrima Psycho Killer.
composta tra l'altro da David Byrne, che credo sia la mamma francese, aveva fatto della lingua d'oltralpe. Allora, adesso direi che possiamo andare a concludere con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tante cose si possono fare da su questo sito, per esempio firmare per sostenere le forze dell'ordine. Difendiamo chi difende gli italiani, sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Raccolta firma a sostegno delle forze dell'ordine e anche delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Abbiamo parlato anche ieri nel qui Parlamento. Firma anche tu. Poi potete seguire il calendario delle feste della Lega. Potete seguire le feste della Lega grazie al calendario e potete anche iscrivervi alla Lega Salvini Premier. È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che voi siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e alla fine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma io raccomando sempre, se di mezzo ci sono poste italiane, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il momento di autodeterminazione civica, io lo definisco così, il 2 per 1000, il D43 nella dichiarazione dei redditi, non vi costa nulla, sono soldi che sono già in possesso dello Stato, però noi possiamo indicare, dire allo Stato dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega, quindi con la gioia nel cuore indichiamo il D43 proprio per sostenere la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi, nel tuo 2 per 1000, scrivi D43, D di Domodossola, 4 come i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 è il numero perfetto. E infine le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, vale a dire i suoi politici. Oggi, nel tardo pomeriggio, alle 19:40, Nicola Ottaviani al giornale radio ZTL, la rubrica. Poi dopodomani, sabato, Punto Europa, Rai 3 alle 10:05 del mattino con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Sempre sabato la sera, però, in prima serata, 20:30, 4 di sera, Rete 4, con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. E direi che possiamo chiudere e andare all'intervallo e poi riprendere con la terza pagina tra pochi minuti.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca. A che cosa serve? Serve per tutti i processi alterati nelle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo il senso di quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte, e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Broncofree è un mucolitico perché contiene appunto la farmaca dei che aiutano proprio a fluidificare il fegato, favorire l'esplorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che abbiamo in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve vivere tutto l'anno con la tosse. Broncofree è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Broncofree potete trovarla anche su Inflatori a 24 euro, in questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Broncofree a 59 euro. E se dite ascolta Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo scusa la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Broncofree la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Broncofree. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Va ora in onda, terza pagina. Terza pagina, torniamo a parlare di un fumetto che ha avuto molto successo un anno fa circa, ne abbiamo parlato con i suoi autori. Perché ci torniamo e di quale fumetto si tratta? Il fumetto è Zagor, la storia al cuore di Manito, che è stata inserita nella collana Oscar Mondadori, che per un fumettista, questa è una mia interpretazione, poi io chiediamo a loro, insomma, essere inseriti nell'Oscar Mondadori è come per uno scrittore, un poeta, essere inseriti nella collana I Meridiani, tra l'altro sempre della Mondadori. Allora, intanto scusatemi. Allora, Il cuore di Manito, testi di Luca Barbieri e disegni di Emanuele Barison, che tra le altre cose è anche fondatore, lo ricordiamo con grande piacere, fondatore e vicepresidente del Palazzo del Fumetto
Allora, benvenuti a entrambi. Andiamo, tra l'altro, se vado per ordine alfabetico, Barb. Quindi cominciamo con Luca Barbieri. Bentornato Luca, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Questa cosa dell'ordine alfabetico effettivamente con Emanuele è veramente a filo di lana. Io con la B a scuola sono sempre stato fra i primi a essere chiamato e questa cosa non era sempre divertente, però l'ordine alfabetico mi è sempre avvantaggiato. Con Emanuele devo dire il bar effettivamente è veramente al limite. E grazie comunque di avermi invitato e di avermi dato insomma la possibilità di tornare a parlare di questa storia, che è stata veramente una storia, devo dire, a conti fatti ben riuscita. Grazie anche e soprattutto agli ottimi disegni di Emanuele, che ha saputo interpretarla veramente al meglio da maestro del fumetto qual è. Tra l'altro adesso facciamo entrare proprio anche Emanuele in onda. Questo riconoscimento, questo inserimento nell'Oscar Mondadori è una certificazione, diciamo, di qualità, che viene anche però dopo il riconoscimento di molti lettori. Se uno naviga online ci sono le recensioni critiche di critici di fumetto, e la vostra è stata definita una delle storie più belle degli ultimi anni di Zagor. Si è tirato in ballo anche il mostro sacro, il creatore dello spirito con la scure, Sergio Bonelli, o Guido Nolita, che dire si voglia. E sì, allora effettivamente prego, continuiamo con Luca allora, perché tra l'altro questo inserimento in questa prestigiosa collana ha anche un collegamento col fatto che questa storia si ispira a un capolavoro della narrativa, vale a dire Cuore di Tenebra, che tra l'altro è ispirato anche, lo sappiamo tutti, Apocalypse Now. Esattamente, sì, è una storia che prende spunto e ispirazione da questo capolavoro di Conrad, che ho sempre pensato fosse perfetto per essere adattato a una storia di Zagor, visto non soltanto lo spirito, la filosofia a monte del romanzo, ma anche l'ambientazione, che pur essendo, diciamo, nell'originale ambientata in Africa, poi nel film Apocalypse Now è stata declinata nelle giungle del Vietnam. Io e Emanuele l'abbiamo invece portata nelle foreste del Nord America, ma l'ambientazione, al di là, diciamo, al netto, diciamo, delle differenze ovvie di vegetazione, di luoghi eccetera, è un'ambientazione comune che diciamo può essere perfetta appunto per tutti questi luoghi selvaggi primordiali, per questa frontiera da esplorare, in qualche modo anche da esplorare in modo violento, e quindi mi sembrava una storia assolutamente adatta alle corde di Zagor. Effettivamente diciamo dell'idea si è rivelata poi vincente, perché è piaciuta molto ai lettori. Il tono cupo, il tono drammatico della narrazione l'ha, diciamo, fatta salire di un gradino sulla scala della maturità del personaggio, e questa cosa, devo dire, è stata molto apprezzata dai lettori. Infatti poi la storia è stata premiata anche recentemente in una manifestazione proprio come miglior storia dell'anno di Zagor, quindi vuol dire insomma che ai lettori è veramente piaciuta molto. Allora, c'è anche questo collegamento ideale con le origini zagoriane, un fumetto che fin dalle origini forse è piaciuto tanto. Io sono un fan, anche per una sua vena di malinconia, ma anche per l'ambientazione nella quale si è trovato Emanuele Barison. Ha dichiarato di essersi trovato a proprio agio, anche in questa storia in particolare, anche per una sorta di taglio cinematografico che se ne può trarre. Allora, Emanuele, quanto ci hai impiegato a disegnare questa storia? E benvenuto anche a te, naturalmente, grazie per essere qui con noi. Ciao Pier, buongiorno a tutti. Allora ci ho messo un po' di tempo in più, perché come hai ricordato bene tu, faccio parte anche del direttivo del Palazzo del Fumetto, che è un'attività che sono orgoglioso di fare, che naturalmente ci occupa un sacco di tempo. Ricordo che siamo presenti all'Expo di Osaka e tra un po' saremo anche alla Fiera del Libro di Torino, per cui nei ritagli di tempo devo dire
e che ho la possibilità appunto di staccarmi un attimino dai telefoni soprattutto e mi concentro. Però volevo dire, aggiungo quello che ha detto Luca, anche quello che hai detto te, cioè questi riconoscimenti, questa storia sono però il frutto di un lavoro che io e Luca abbiamo iniziato almeno un paio di anni fa con una storiellina breve che si chiama, mi pare, Ultima Viene la neve, che è apparsa sul Zagor più, diciamo, edizione con vari racconti. E mi è subito piaciuto il modo di leggere il personaggio di Luca. Lui trascrive uno Zagor più maturo, che è più vicino alle mie corde. Io, come ben sai, sono un disegnatore legato all'esperienza collegata al cinema. Insomma, per me questo tipo di fumetto qui, anche text, sono delle trasposizioni su carta di racconti cinematografici, per cui con tutto rispetto per gli altri, diciamo, autori, il nostro è uno Zagor molto più ricercato, maturo. Già la storia precedente, se ti ricordi, Pierre, che si intitolava L'acqua che urla, se non sbaglio, aveva avuto delle recensioni molto positive, quindi non ho nessuna difficoltà, perché abbiamo una dimensione visiva che è perfettamente in linea sulle indicazioni che mi dà Luca. Io poi magari ci aggiungo un po' del mio, facendo un lavoro anche sul volto di Zagor, una ricerca, membro di quello che mi aveva detto il grande Nolita, Sergio Bonelli, molti anni fa, in uno dei vari incontri che mi capitava di incontrare ai vari festival di fumetto. Mi diceva: guarda che dal punto di vista narrativo è stato già detto tutto su Zagor. Dal punto di vista invece grafico, il personaggio di Zagor è rimasto un po' fermo. Come sai bene, il text, faccio un esempio per tutti, attuale, il text di oggi non è il text delle origini, no? Come tutti quanti i personaggi è soggetto a delle progressioni, delle, diciamo, evoluzioni, e questo che sto cercando di fare io assieme a Luca, pur mantenendo fede alla dimensione originaria di Gallieno Ferri e di Nolita. È una domanda che faccio a entrambi, più o meno, per quel che si può riassumere, per quanto si possa riassumere in breve, una collaborazione anche complessa. Il fatto stesso che voi siete ormai una coppia di fatto, no? Nel fumetto era scritto anche un bel articolo. Coppia di fatto è un termine un po' particolare, sai che stare un po' attenti con i testi qua. Sai che io mi raccomando, perché io appartengo qua, ho anche, diciamo, una carica istituzionale, no? Ok. Va bene, artistica, coppia di fatto artistica. Allora, ovviamente, no, chiedevo, ma anche per spiegare agli ascoltatori, molti sicuramente sono appassionati di fumetti, no? A me piace sempre ricordare che una delle ultime interviste a Sergio Bonelli proprio fu rilasciata qui, ci chiamavamo Radio Padania, e mi ricordo che a un certo punto ho una fiume di telefonate, essendo più allora ancora di adesso, e comunque in una trasmissione che aveva un taglio politico, mentre quella che adesso si chiama Oltre la pagina non ha assolutamente taglio politico, una marea. E poi mi venne a sapere che Sergio Bonelli se l'aspettava. Ecco, come funzionano le cose tra chi scrive e chi disegna, se si può riassumere. Io mi ricordo che, per esempio, il papà di Sergio Bonelli, Giovanni Luigi Bonelli, praticamente disegnava quasi le tavole, faceva dei disegnini, insomma, per spiegare quello che voleva al grandissimo Galeppini. Tra di voi come funzionano le cose? Luca Barbieri. Parto io, ok. Allora, dunque, no, io non faccio qualche volta anche dei layout, ma soprattutto per diciamo storie umoristiche, oppure dove effettivamente ho in testa un'inquadratura molto molto particolare e quindi mi serve, diciamo, schizzare l'impostazione affinché il disegnatore non abbia problemi a capire quello che ho in testa. Però normalmente non lo faccio, e con Manuel non serve, perché lui effettivamente coglie benissimo tutte le indicazioni che gli scrivo, ed essendo appunto un artista, possiamo dirlo tranquillamente, sopra la media, molto sopra la media, è assolutamente in grado di capire tutte le indicazioni e di filtrarle attraverso la sua sensibilità, nel senso che io sono abbastanza meticoloso nel dare le indicazioni
sulle inquadrature che mi servono, sul tipo di atmosfera, eccetera, ma lascio sempre libero il disegnatore, dove mi fido, e in questo caso mi fido ciecamente, di interpretare con la sua sensibilità e la sua arte quelle che sono le indicazioni. Quindi a volte è successo che poi Emanuele disegnasse delle cose diverse rispetto a quelle che io avevo immaginato, ma sempre, come posso dire, migliorando quella che era l'idea di partenza, e quindi mi sono sempre trovato di fronte una soluzione migliore, anche perché il disegnatore, essendo diciamo lui che poi costruisce graficamente la storia, ha sicuramente maggiori capacità rispetto allo sceneggiatore di capire dove un'inquadratura funziona meglio oppure peggio, dove l'inquadratura si ripete, quindi non è il caso di farlo, dove bisogna allargare o dove bisogna stringere il campo. E quindi funziona che, diciamo, per risponderti poi sinteticamente alla domanda, faccio proprio una sceneggiatura tipo cinematografica, dando tutte le indicazioni, metto i dialoghi, Emanuele legge, e poi adesso ti dirà lui come arriva al risultato finale. Ecco, glielo chiediamo subito. Emanuele, cosa succede? Allora, abbiamo capito, Luca ti dà margini di autonomia, e mi sembra di capire che sia il modo migliore anche per te. Ovviamente che sei un autore, no? Non solo disegnatore, non sei illustratore, disegnatore, ma sei autore, è la definizione più giusta. Entrambi siete autori, perché anche Luca è anche scrittore. Cosa succede se trovi uno sceneggiatore che invece ti rompe le scatole, ti riempie di dettagli, ti costringe un po'? Come ti districhi? Ma semplicemente non ci lavoro, cioè è quello che dico sempre io. Allora, innanzitutto io, come sai, provengo anche da diverse esperienze, sia in campo umoristico, ho lavorato in campo internazionale. È un fatto, Pier, di cultura, no? Di cultura visiva. Io mi nutro molto di cinema, sono attentissimo all'edicola internazionale. È un fatto di cultura. Allora, disegnare fumetti, lo ripeto molto spesso quando faccio i convegni qui al Palazzo del Fumetto, è un'operazione, è un lavoro difficilissimo farlo bene, farlo in maniera corretta, perché hai a che fare con un sacco di situazioni, deve avere competenze che vanno oltre che dalla regia alla grafica, alla ritrattistica, alla paesaggistica, c'è di tutto dentro, e in un contesto come quello di Zagoro, un contesto di text, ma ogni contesto, servono anche vedere, capire cosa lo sceneggiatore vuole. Ci sono anche i caratteristiche che hanno dei volti particolari, cioè per dire anche le ambientazioni, no? Se una storia è girata in Canada non è che puoi mettere le palme, dico una cosa sciocca, però è così. Ci sono un sacco di situazioni, dimensioni grafiche molto complicate, è un fatto culturale, ci sono dei film di riferimento. A me il problema è proprio questo, che alcuni disegnatori si rifanno al disegnatore precedente e fanno un copia e incolla di quello che hanno già visto, così non c'è evoluzione. Per me quello che conta è la dimensione artistica del fumetto in generale. È chiaro che non tutti possiamo essere artistici, no? La gente mi chiede sempre, ma lo disegni tutto te, Zagoro o Diaboli? Fanno queste domande qua, no? Ognuno comunque ha il suo stile, no? Che chiaramente non si deve distanziare più di tanto dall'originale, ma è soprattutto un fatto di sensibilità e un fatto di cultura. E questa cosa qui i lettori a certi livelli la comprendono. Infatti all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà a imporre il nostro lavoro agli zagoriani, che poi sono un pubblico un po' talebano, no? In questo contesto. Però poi alla fine abbiamo visto che un lavoro raffinato, un lavoro che non mette al centro soltanto l'azione, questo Zagor soltanto diciamo un po' vigoroso e anche un po' troppo circense a volte, ma mette il personaggio maturo dal punto di vista umano, con delle storie, dei testi importanti, e i risultati si vedono. Queste sono icone del fumetto, no? Un po' è l'operazione che ha fatto la Marvel con i supereroi, no, Pier? Dove hanno proposto un Batman, uno Spider-Man, no? Come personaggi dal punto di vista anche della letteratura umana maturi. E l'operazione che stiamo facendo su Zagor, che è un personaggio che le cui avventure spazino un po' in tutte le dimensioni, no? Questo è bello di Zagor. Noi abbiamo cercato anche uno Zagor dal punto di vista introspettivo, di fare una ricerca interiore sia dal punto di vista dei testi che dal punto di vista del disegno. In chiusura, ma intanto l'avete spuntata sul ritorno di Super Mike, che è un personaggio leggendario. Meno male, insomma, scusami, con tutto rispetto, perché abbiate pazienza. Però chiedo a entrambi,
anche se Luca è più giovane di me. Allora, l'emozione di essere inseriti nell'Oscar Mondadori, io l'ho paragonato ai Meridiani. Magari può sembrare un po' enfatico come complimento, però io ricordo benissimo questo, che quando gli Oscar Mondadori cominciano a pubblicare anche il fumetto di seriale, il fumetto bonelliano, sono sicuro che Emanuele si ricorderà gli Oscar Mondadori Sangue Navago di Tex, viene sdoganato anche il fumetto popolare, viene tolto dal ghetto dei giornaletti, come si diceva dalle mie parti, perché entra anche nelle librerie, il fumetto entra, grazie agli Oscar Mondadori, in Italia entra nelle librerie e nelle biblioteche. Questo chiaramente uno potrebbe dirmi che è una mia interpretazione personale, e lo è. Io ho provato questo quando ho letto questa notizia. Volevo chiedere a voi due, prima Luca e poi Emanuele, cosa ne pensate? È un incredibile onore, insomma, come dicevi tu, si tratta di una scelta cioè, di una raccolta di storie particolarmente importanti, e quindi essere all'interno del novero di queste storie è sicuramente una cosa esaltante, incredibile, insomma, l'emozione è veramente forte. Difatti, cioè, ho piacere che io, che sono solo un lettore, non un autore, abbia provato la stessa emozione che ha provato un autore. Emanuele, per te com'è stato? Ma guarda, allora ti dirò, io sono abbastanza abituato diciamo al contesto autoriale, visto che ho lavorato in Francia, tu sai, c'è un altro tipo di mercato dove c'è il cartonato col tuo nome in copertina, eccetera, eccetera. Io sono particolarmente contento per Luca, perché se lo merita, ha scritto 3 storie fantastiche e giustamente si è imposto il riconoscimento. Ma per me, non voglio essere autoreferenziale, ma soltanto dalla scrittura di queste storie qua si capiva perfettamente che era un'altra dimensione, fuori dal contesto classico zagoriano, con tutto rispetto per Super Mike e queste cose qua, ma ripeto, cioè la Bonelli ha questi personaggi che fanno parte della storia del fumetto italiano, sono delle icone del fumetto italiano, che devono essere servite dal punto di vista autoriale in questa maniera qua, quindi è un giusto riconoscimento, ripeto, soprattutto per Luca, che si spende con molta attenzione in questi lavori qui, e devo dire anche il buon Moreno Burattini, che è il curatore della testata, che ci dà ampio spazio e i tempi giusti per fare un lavoro che deve essere sempre di qualità. Moreno Burattini, che mi piace ricordare, sto parlando di tantissimi anni fa, anche lui venne di persona all'allora Radio Padania, e quindi stiamo giocando in casa. Io allora chiudo ricordandovi Il cuore di Manito, Zagor, pubblicato nella collana Oscar Mondadori. Ricordo gli autori: Luca Barbieri ai testi, Emanuele Barrison alle matite e alle chine. Grazie a entrambi e a risentirci a presto. Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie Pier, ciao a tutti. Bene, allora siamo al termine, andiamo velocemente a chiudere la postazione, vediamo se ci sono aggiornamenti da darvi. Allora, niente, insomma, mi toccherà diventare astemio qua. Dazzi maxi lista UE, anche whisky. Il SUV va bene, posso sacrificarmi. Boeing, non mi muovo in aereo. Il cardinale Versaldi, leggo da Repubblica, seduti per ore, niente caffè, ma che sollievo passeggiare verso la Sistina. E Dagospia, vediamo se ci sono. La finale di Champions è l'ennesimo capolavoro della premiata ditta Marotta e Ausilio. Paolo Condò, la conquista di una seconda finale dopo quella di Istanbul del 2022 pare una distopia. Dumfries era un ruvido rimpiazzo dell'elegante Hakimi, Onana sostituito da Sommer, Thuram a 0, Pavard pagato una trentina di milioni. Ottimi investimenti come quello su Frattesi, che martedì ha firmato la sentenza. Questi meriti della ditta Marotta e Ausilio. Poi la capacità di Inzaghi di migliorare i giocatori ha fatto il resto. E poi con il conclave anche un pezzetto di Roma è rimasto isolato dal mondo. La schermatura della rete mobile dati attiva sulla
Ticano per l'elezione del Papa ha coinvolto anche i palazzi e i negozi vicini alla Santa Sede. Un blackout per telefoni fissi, internet e POS. Le proteste di ristoratori e commercianti, speriamo che sia il conclave più breve della storia, altrimenti qui ci rimettiamo noi lavoratori. Le regole della clausura imposte ai corporati che rischiano la scomunica automatica in caso di trasgressione. Siamo alla chiusura, grazie a Sveva e grazie a voi ascoltatori. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.